giornata qualunque, adesso io vi racconto una giornata a Palermo, era novembre d'inverno, ero uscito di casa ed ero molto felice, ma a volte il destino è crudele Caino. Io abito in via del Rigattieri e una mattonata del lunedì stavo camminando a piede senza pensiero sopra un marciapiede vicino al massimo non c'è la casemma di pompieri o la tacchina dei carabinieri. E incontro un amico mio, un certo batassaro che fa un bommolaro. E mi disse che stava in un dottore perché aveva un dolore in tuo motore, in tuo carburatore, in tuo teratore che dove pescare mi sento sempre male e quando finisce di mangiare per me di vomitare non posso manco respirare. Ultimamente mi fece l'esame sangue e mi risultò qualche fessaria. Azotomia, leucemia, anemia, diabete, ulcera, gastrite, colite, peritonite, bronchite, epatite, sinusite, triglicerde, polisserolo, mi impegnavo tutto l'ora, un tall'occhio mi spuntò la chialore e mi esce sempre un bruore. Poi c'hai artrosi cervicale, sclerosi vertebrale, dolore lombare, traffico vascolare, paralisi facciale, scavaglie collare, una pochi cambiale, gaettoline poi sale, assegni tutto a mare, debito cosanzale e un sei broccoli cosale. Ma ho fatto è che mi sento sempre male, chi dice che mi conviene farmi recuperare? Disse quando me ne vai, ora che ci pensi che era nascere un documento all'ufficio di collocamento. Appena caso mi venne un svenimento, perché c'era una cura. Qua aveva premura, qua ammottava, cosa infilava, cosa lamentava, cosa arrabbiava, cosa incazzava. C'era pure un cane che abbaiava e ogni tanto qualcuno pensava fuda se cacava e un cirico che feto cacchianava. Ma dico, ma è mai possibile che per nascere un documento per mia figlia, caniglia, proviglia, befeve, scotta e meniglia e mensa confusione qualcuno ma tocca, ma ngagga, ma afferra, ma piglia e ma attiglia, faceva caso gnocca? Si vota l'impiegato che era tutto surato e bagnato come un sanorato e mi dice che se è un documento per la pensione deve andare nell'altro ufficio che si trova alla stazione. Allora pigliavo il primo autobus che passava, era un numero 108, appena atrás c'era un picciotto con giubbotto, un vecchio con cappotto, un piccirino con biscotto, un cemetuetto, un manequotto, un suppetto, un candelotto, un succemuetto e un paraletico con l'occhio tuetto che arriva a fantasia che mi pare un muetto, disse quanto scendo che mi piglio un ricciotto. E così scendevo vicino alla stazione dove c'era in corso una manifestazione di gente che protestava perché voleva le cose giuste dalla regione. Ma avvicinavo di più per saperne di questa situazione quando improvvisamente abbuscavo un colpo di un bellone che mi intese a tassare tutti i cani. Vuoi dire erano le 6 quando mi arrospigliavo un toilettino di pronto soccorso in piazza Maime. O la mia c'era un signore che sicuramente era un dottore e mi disse che avevo solo una contusione nella parte occipitale dello sciommolone. In poche parole mi insegnò una poco di pillole e se scatole iniezioni. Un taxi ospedale su peggio di un macello comunale, trattano i cristiani peggio dell'ai male. Comunque mi cominciava a ripigliare e mi mise a camminare. Arrivato a Porta Carina, mentese fu in colare e cominciava a mangiare. Arancini, poi immagini, spetina, verina, frittola, sigliola, quarume, che cagnola, musso, broccola, paisietta, canna cotoletta, riceveva una puipietta, una tiglia di paisofundo, un pezzo di ovetunno, 26 da beccafico, recisava arrossuto, cicireddono e cunico e un bello chilo di fico. Mentre si canando per i 4 incoronate, incontra due amici miei che sono sempre disoccupati, due picciotte buone. Hanno stato 20 volte arrestate, sono svegliate all'isola confinata, al bagno penale, doccia comunale, casa circondariale, manicomio criminale e la firma settimanale. Insomma, 2 turisti girano sempre, chi c'era male? Uno è intitolato Recuzzo e l'altro Manuzza, che quando cammina si annacca a spaduzza e per non dare nell'occhio si repera un po' si babaluce con la ghiuzza all'angolo della via Torremuzza. Salutava i suoi amici e pensavo di avvicinare da una mia zia che abita al pian terreno di via Lamantia. Appena girata via e son posto il blocco della polizia. Ma lei non è alla mia. Mi favorisca i documenti. Carichi pendenti, precedenti, fece uno scippo poco fa, ne sa niente? No, non ne saccio niente. Comunque dalla centrale ci hanno comunicato che deve venire con noi al commissariato per essere interrogato. Appena arrivati al commissariato via uno con l'occhio abbuffacato che chiccava voce e che diceva aiuto, voglio l'avvocato! E a questo punto ho capito di essere rovinato. E senza manco una spiegazione un mandato di cattura mi hanno notificato e l'uccidone sono stato ribasciato. Dopo 2 anni il processo è stato celebrato e sono stato liberato, ma ancora oggi non ho capito di che cos'era imputato. In sostanza, signori miei, una giornata qualunque può cambiare la vita di chiunque e tu che stai ascoltando non provare meraviglia perché può succedere in qualsiasi famiglia. Ecco carissimi amici, questa storia che ha cambiato la mia vita è bella e l'è finita, ma la prossima volta che mi gira a fare una passeggiata me ne vai in una montagna isolata. Ma che a te sta cena scafazzata? Una giornata qualunque, adesso io vi racconto una giornata a Palermo, era novembre d'inverno, ero uscito di casa ed ero molto felice, ma
volte il destino è crudele Caino, ma a volte il destino è crudele